sono le 4:35 e io adesso mi vesto, sono andata appena adesso a accendere la macchina. La mia giornata inizia così, la mia settimana inizia così. Sono quasi le 4 di pomeriggio, devo ancora riuscire a carburare. È già tanto che ho lavato i piatti e mi è arrivato finalmente il tonalizzante. Perché voi eravate rimasti, giusto, che avevo due colori. No, li ho decolorati e sto facendo sempre degli impacchi perché si sono rovinati anche questa volta, nonostante io abbia tenuto la decolorazione solo mezz'ora. E infatti vedete sono ancora gialli. Ho già la ricrescita addirittura e l'ho fatta da meno di una settimana, cioè io ho i capelli che crescono troppo veloci. Ho aspettato tantissimi giorni per avere il mio tonalizzante preferito, mi è arrivato solo oggi con Amazon Prime, cioè doveva arrivarmi la scorsa settimana. Devo lavare la cassetta dei gatti, quella della cacca, e per intenderci, e devo ancora riuscire a farmi una doccia, cioè è da quando sono arrivata a casa che dico devo fare la doccia e sono le 4 di pomeriggio. Cioè voi state guardando il video di domenica, quindi io se dovessi dimenticarmelo ve lo dico già adesso. Buon Natale per domani. Buongiorno. Allora sono le 8:20 circa quasi e sono ancora meno 9 gradi di fuori. Infatti ci si congela solo a mettere il naso di fuori. Sono riuscita a sbattere la tovaglia e a buttare la plastica, ma c'è freddissimo. Il forno è ancora un po' caldo perché c'è l'asciugamano sopra e trattiene il calore. C'è freddo. Ho acceso il riscaldamento perché è veramente freddo anche in casa e va sotto i 15 gradi, per cui bisogna accendere il riscaldamento. Devo ancora fare colazione, però ho mangiato una banana. Non riesco a trovare la penna, quella che io adoro, la Pilot fine, BPS fine, non mi ricordo, non ho neanche una da farvi vedere. Non si trova in nessuna cartoleria, in nessun posto. Qui in paese era l'unico posto dove c'era, solo che l'ultima volta che ci sono stata, cioè più di un anno fa, c'era solo rossa. Rifornisci il blu o il nero. L'ho trovata su Amazon, ma su Amazon la vendono solo in confezioni da 12. E io cosa me ne faccio di 12 penne uguali? Io ne prendo una, due, ma non 12. Pepe, come stai Pepe? Ehi Pepe, ciao. Aspetta, vengo anch'io a guardare fuori dalla finestra. Ciao. Amore. La neve si è quasi sciolta di nuovo, cioè ce n'è ancora, però poca. Adesso esco e guardate cosa mi ha regalato Veronica. Questo! Ci ho messo dentro le monetine e il burro cacao e la patente non ci sta, ma forse ci sta, perché io la patente la tengo in questo coso dell'ACI e c'è anche una bustina di occhi dentro perché per sicurezza io ce l'ho sempre dietro e forse ci sta però all'interno di questo borsellino. No, perché dovrei piegare, se la patente io ce lo faccio stare. Ecco, ci sta, ecco. Questa è la mia borsa di oggi. Vado in giro con questa, vado a prendere il pane. Questa è la mia borsetta, vi piace? È piccolina, è capiente. Va bene, mi vesto e vado a comprare il pane, poi faccio un salto su da mia mamma che vado a recuperare le chiavi della spa e poi mi faccio raccontare come le è andata oggi la giornata di lavoro e basta.
Ci sentiamo forse dopo, ho registrato 2 video. Cioè, non so se voi potete capire il mio disagio, ho il ghiaccio dentro la macchina, perfino dove c'è da inserire la chiave. Questo è ghiaccio all'interno, guardate qua che roba. Io ho la macchina col ghiaccio dentro. E è pomeriggio, mi era morto il fuoco, ho registrato un video e vi ho registrato, aprite bene le orecchie, il video sulla pulizia del bagno. So che l'ha fatto anche Valentina del canale Una fetta di paradiso e ho visto che l'ha fatto. Io volevo farlo da tipo 1 anno, anche di più, e sono riuscita a registrarlo solo adesso perché avevo la giornata giusta, la mentalità giusta per farlo, e quindi vi ho registrato quel video lì. Infatti il bagno adesso è tutto bello profumato, pulito. Il fuoco ha ripreso magicamente e adesso ho messo dentro altra legna, speriamo. E niente, ho la TV su Rai 2, su Caterina Balivo, ho il sottofondo che mi fa compagnia. Qui ho 2 gatti 2 gatti, Pipo e Pepe, e fatevi vedere, eccoli! Stanno qua perché vi ho detto, lì c'è molto caldo. Panna invece è qua sulla sedia, sulla coperta di lana, che adorano quella coperta. Praticamente ho messo questa tela, la solita, che sarebbe un lenzuolo, ve lo dico sempre, ma io lo uso come tela del divano. E poi ho cambiato anche i cuscini, tranne questo qua centrale, ho messo gli altri 2 chiari. E basta, non vedo l'ora sia il prossimo anno che, se riesco, compro un tiragraffi nuovo ai gatti perché è distrutto. Quando vi dico che è rotto, è proprio rotto, guardate qua. Questa scala si potrebbe anche togliere, guardate come si muove. Qua è tutto rotto, qua è tutto rotto, qua anche. Sì, lo so che si potrebbero sostituire. Allora, questo qui, questo cilindro qua non posso sostituirlo con nessun altro perché è l'unico così corto. Mentre questo qui lo potrei sostituire con questo, però ho visto che stanno distruggendo anche questo, con molta calma, ma stanno distruggendo anche questo, quindi niente, così è la vita di questo tiragraffi. Insomma, diciamo che è stata anche abbastanza lunga. Non è proprio rotto, però se dovessi toglierlo da quest'angolo qui non starebbe più in piedi da solo. Questo ve lo posso assicurare, per quello lo lascio sempre lì. Buongiorno, questo è... Oggi che giorno è? Oggi mercoledì? E vi do il buongiorno, io ho già iniziato a lavorare, non so che ore siano, 4:30. Quasi le 11, sono a casa. Pipo, ho aperto tutti gli scuri ma c'è un'umidità, vi faccio vedere. Ecco, adesso metto il deumidificatore, ho acceso il riscaldamento e faccio anche fuoco. Guardate che bei capelli, come mi sono alzata, sono andata al lavoro, tanto sono da sola, quindi non ci sono clienti a quell'ora e quindi sono rimasta così com'ero. Panna è uno stress perché vuole mangiare, io vi devo appoggiare per forza. Ho di nuovo male alla spalla, strano, me la sono cercata, direte voi. Sì, me la sono cercata e mi sono arrivati i soldi che aspettavo dall'Agenzia delle Entrate, finalmente, ma dovevano arrivarmi entro fine anno e sono arrivati, solo che posso andare a riscuoterli solo venerdì, quindi mi tocca aspettare per forza e devo andare in posta a riscuoterli addirittura. Poi dalla posta vado in banca, li metto nel conto, cioè è un casino assurdo. Ero riuscita a sbattere la tovaglia e c'è un gatto, non so se è ancora qua. No, non c'è più, non so dove è andato. Un gatto nero col collare, magro, non so se è maschio o femmina, comunque ha il collarino per cui è di qualcuno, ma non c'è più, è andato via. Oddio che carino. Buongiorno, è ancora buio, eppure sono le 7:42, ma c'è ancora abbastanza buio. Devo lavare i capelli, sembra uno spaventapasseri.
devo lavare i capelli e vi appoggio un secondo qua, al mio solito posto, spero che non cada il telefono. Prima di tutto, avete visto che cielo che c'era stamattina, anche adesso è tutto rosso, bellissimo, cioè è veramente bello, solo che ho dei lampioni in mezzo e non riesco a fare una foto decente, c'è proprio un lampione che è in mezzo e mi tocca uscire di casa e andare sul prato per toglierlo, quindi non ce la posso fare. Fa freddo oggi, più o meno meno 7, meno 8 più o meno a quest'ora, però ad esempio l'altro ieri ha fatto parecchio freddo, non so se era meno 15, ma non so se qua o a Cortina, insomma tra i meno 12 e meno 15, quindi era abbastanza freddo. Allora, cosa volevo dirvi? Ok, quindi mi devo preparare per andare in ospedale, ho il mio caffè latte qui davanti. Non vi ho detto nel video aggiornamento dell'apparecchio che da quando ho tolto il dente del giudizio non ho più quei mal di testa che avevo ogni giorno, che mi lamentavo che avevo mal di testa. Ecco, non ce li ho più, ce l'ho ogni tanto, ma non ho più quel mal di testa sempre. Domani so che Nicole Kiss and Makeup 01 va a Cortina, cioè viene su per fare il Natale qui. Forse riuscirò a beccarla? Chi lo sa? So che ai direct non risponde mai, cioè non mi risponde praticamente mai. Io più che andare a pedinarla non potrei fare, però insomma mi dà anche fastidio, perché se lo facessero con me mi darebbe fastidio. Però vorrei conoscerla, ma qua mi sa che non c'è, non ci riesco. So dove abita, ma non vorrei essere troppo invadente, quindi non vado neanche. Vedremo, perché in teoria dovrei andare una di queste mattine a Cortina a fare il solito giro prima del Natale, però di solito lo faccio il 24 mattina. L'anno scorso non l'ho fatto perché lavoravo. Di solito faccio il 24, solo che quest'anno il 24 cade di domenica, quindi i negozi penso siano chiusi. E io invece ero abituata ad andare in cooperativa, a fare colazione, all'Arnica, insomma ero abituata a fare i miei giri, ma mi sa che quest'anno o si fanno sabato, che è il 23, o si fa tutto dopo Natale. Quindi vedremo, ci sentiamo, ci aggiorniamo più tardi. Eccomi qua, arrivata al Codivilla e ho trovato parcheggio casualmente. Sono riuscita a trovare un parcheggio, perché qua è veramente difficile trovare parcheggio perché è piccolo. Vi faccio vedere di nuovo e sono in macchina di nuovo, ma non ho il sole in faccia perché adesso sono le 10:15. Niente, poi cioè, ho fatto anche prima di quello che era il mio orario di 9:30. Ho finito prima, erano le 9:20 qualcosa, quindi sono entrata prima dell'orario e a posto. E adesso mi sono bevuta una cioccolata calda della macchinetta. Wow, adesso vado diretta in hotel a fare la visita del lavoro. Sto aspettando, solo che ho perso il turno perché sono dovuta andare in bagno e quindi aspetta e spera dicono, e aspetto e spero di entrare anch'io a fare questa visita entro mezzogiorno. E sono a casa, quindi ho fatto la mia mattinata di visite, adesso no, di visite in realtà 2. Ci riaggiorniamo penso domani, non vi assicuro niente. Vorrei fare un vlog al giorno da non lo so da quando, forse dal giorno di Natale, non lo so, non vi assicuro niente. Vorrei provare a fare un vlog al giorno, penso sia praticamente impossibile, sarà impossibile, ma
ci vorrei provare. E bene, ci sentiamo, c'ho qualcosa da aggiornarvi, vi aggiorno dopo, altrimenti ci sentiremo domani. Sono quasi le 11 di questo venerdì prenatalizio, quindi da oggi penso inizierà ad arrivare un po' di gente, ma tutto il grosso della gente del lavoro sarà dopo Natale, perché qui prima di Natale o a Natale non c'è quasi nessuno. Quando siamo uscite dal lavoro era meno 3 ancora, nella macchina segnava ancora meno 3, adesso si è alzata la temperatura, però dovrebbero alzarsi le temperature nei giorni che verranno, spero. Pomeriggio ho il dentista per il controllo pre-vacanze e quindi niente, non mi farò sentire pomeriggio, quindi mi tocca chiuderlo qua il vlog e così lo carico, lo metto subito a caricare dopo. È arrivata la mia amica, finalmente. Eccola, è arrivata stamattina, è venuta su da Padova e finalmente passa le vacanze qua e ci vediamo alla prossima. Ciao e buon Natale per domani. Ciao ciao.